Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E oggi siamo qua, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata di Made in Polesine, guarda caso, Siamo sempre noi, buongiorno. Buongiorno, benvenuti, questa è Diva FM, questa è Radio Colbe Rovigo e questa è Made in Polesine Web TV. Ma chi siamo noi? Mo senti un po' che roba, senti un po'. Io sono Davide Stefanelli e tu? Leandro Maggi, buongiorno, ascoltatori che il mondo ci invidia. Cipe ciao. E ciao. Prima che mi dimentico, sì. Siccome hai sintonizzato, saluto il mio amico Fiorigi, il mio barbiere di fiducia che è pettinato come me. È come me, È come te. E salutiamo il nostro Buongiorno amico Fiorigi. Buongiorno. Uso pubblico di mezzo, anzi uso privato di mezzo pubblico. Sì. Vabbè, dai. Allora, dai, i nostri titoli di oggi sono molto interessanti, Scalzolini e molto intricati anche se vogliamo. Sì. Allora, dai, il primo titolo del Art, Save the Planet. Save the Planet. Addirittura. Poi Barricata da amare. Poi musicalmente A taglio di po'. Un altro titolo, Droni e bracconieri. E ultimo abbiamo Pompe Riopoli. Io non dico niente. Questo è un titolo che insomma Si chiama Pompieropoli. non so da dove. Però tu, siccome non sai qual è non so da dove arriva. No. Hai pensato subito male, ti conosco. No, non ho pensato. Tu hai pensato anche male, ti conosco. Anche perché radiofonicamente insomma non è che si possa parlare di cose strane. Vabbè, dai. Torniamo tra pochissimo per iniziare Made in Polesine. Bene, allora siamo pronti per iniziare a questo punto la vera e propria puntata di oggi di Made in Polesine, primo titolo che andiamo a sviluppare, Delta Arte, Save the Planet. Allora, cos'è? Delta Arte è il Delta della creatività, è un'associazione che è a cura della nostra amica Melania Ruggini, che è venuta anche qua più di una volta. Che salutiamo naturalmente. Che salutiamo, molto brava. Cos'è? E ritorna, dice il comunicato stampa, il festival itinerante Delta Arte, il Delta della creatività, arrivato alla sua 7ª edizione. Dal 26 settembre al 16 ottobre la street art colorerà i muri dei comuni di Codigoro, Corbola, Lendinara, Loreo, Rosolina e Taglio di Po. Naturalmente dov'è che sono andato io? A Taglio di Po. Ho seguito il paesello, c'è stata una conferenza stampa dove hanno presentato quest'opera che verrà fatta a Taglio di Po, dove c'è il parco giochi dei bambini, dove c'è già una installazione, dove tra l'altro c'è anche l'entrata per la casa di riposo ed è la casa delle associazioni, e c'è una bella opera d'arte che tra l'altro in velocità la stanno facendo e sarà inaugurata proprio domani alle 11 a Taglio di Po, quindi 2 giorni di lavoro, di Alessandra Carloni. Allora, che dire? Innanzitutto facciamo i complimenti a Delta Arte perché è una cosa interessante. Chi ha visto le tante opere, una per tutte che a me piace moltissimo, quella di Loreo, dove c'è la cartiera, c'è il muro della cartiera coloratissimo, bella, una street art particolarmente interessante. Taglio di Po stessa ha 3-4 installazioni, hanno pitturato con 2 immagini bellissime di Malala e di Madre Teresa, mi sembra sia l'altra, su una cabina dell'Enel, quindi hanno. Però la cosa che più mi fa piacere è che tutte queste installazioni che sono a portata di tutti possono vederle, ma tutti possono anche scarabocchiarle. Sì. Non ci sono atti vandalici. Quindi la gente al bello si abitua e lo rispetta. Bene, questa qua è una cosa che è strano, però. È una cosa positiva, dai. È strano che non dirlo così proprio. No, poi magari si chiama siccome l'ha detto anche la curatrice che è ammirata da questo fatto che non ci siano stati interventi vandalici su queste opere, quindi bravi anche i nostri concittadini, siccome poi dopo siamo sempre lì che parliamo male. E guarda qua, specialmente sui giovani, i giovani qua, i giovani là, sono questi, questa volta sono bravi. Che poi sono sempre i 2 o 3 che fanno queste cose, insomma, che non devono fare. Sì, in tutte le generazioni ci sono 3-4 che poi dopo sputtanano tutta la città. I svedelli. Ok, bene. Bravo Delta Arte, bravi tutti. Tra l'altro Delta Arte, ricordiamo, me lo sono scritto qua, che è
in collaborazione con Voci per la Libertà, che è un'altra associazione che a noi piace molto e che abbiamo seguito quest'estate a Rosolina Mare, e ci fa piacere ogni volta citarla. Bravi. Bene, abbiamo così esaurito il nostro primo step e noi ci sentiamo tra pochissimo per continuare Made in Polesine. Ritornati e pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. Guarda caso, proprio siamo prontissimi. Allora, pronti. Allora, altro titolo, parliamo di Barricata da Mare. Allora, visto che ormai l'estate è quasi un ricordo, perché ormai è andata, cambiato molto il tempo. È andata. In una settimana siamo precipitati nell'autunno, che ha il suo fascino, è bello, non si suda, le zanzare ci sono ancora. Sì, quelle non mancano mai. Comunque ricordiamo una bella iniziativa che si chiama Barricata Mare da Mare. Un sacco di volontari, tra l'altro 116 volontari domenica 15 settembre hanno partecipato per la raccolta di un sacco di immondizie appunto in spiaggia Barricata, hanno ripetuto la stessa cosa il domenica 23, e quindi chapeau, niente da dire. Quando poi i volontari riescono a far cose. Poi, il volontario per definizione è uno che non prende soldi, siccome in un mondo dove se non prendi e non guadagni non sei nessuno, a loro il nostro chapeau, perché sono bravi. È fatta da un'idea, organizzata da un'idea di Riccardo Mancin, che salutiamo, e che è in collaborazione col progetto Mare Pulito. Allora, complimenti ai volontari, un appello, siccome fra poco, sembra fra 6 mesi, ma fra pochissimo ricomincia ancora la stagione estiva. Se la rispettiamo il nostro mare, visto che è unico, sarebbe cosa buona e giusta. È vero che il 99% delle porcherie che ci sono sulle spiagge vengono dai fiumi, e anche questo è vero. Sì, perché poi dopo dicono ma inquinano le spiagge. Non penso che uno vada al mare con una lavatrice, no, la buttar via, molto improbabile, o con un frigo, e invece trovano e gomme e lavatrici e di tutto e di più. Quindi rispettiamo questo nostro pianeta. Come detto prima, nel primo step del Tarte ha messo come slogan Save the Planet, salviamo il pianeta. E poi sai cosa non capisco? Perché ce l'hanno con quella ragazzina Greta, che a me piace, è un po' inquietante come immagine, però insomma non capisco perché tutti la vogliono attaccare, dicono che non va bene, che è un'attrice, perché ha detto la verità. Che è sempre quello. Sì, te lo dico io. Vabbè, io non lo capisco, anche nei giornali italiani, ogni tanto vedo Libero che ha detto la sacrosanta verità, e allora fa male, perché sei, come si è detto, la nostra generazione purtroppo sotto questo aspetto ha fallito veramente. Anche quello è prima, però. Anche quello perché noi stiamo pagando quello che hanno fatto i nostri nonni, che sono state gente bravissime. I nostri padri, i nostri insomma, non abbiamo preparato la strada ai nostri figli, sostanzialmente. Vabbè. Questo è. Comunque a me Greta piace, e anche a me. E non mi piace quando dicono i Gretini, che è uno slogan che dice un giornale che non cito, che è Libero. No, non dirlo, però mi raccomando, non dirlo. Ed è un'offesa per tutti quelli che cercano di fare qualcosa. Ripetiamo, chi fa qualcosa perché lo fa spontaneamente senza scopo di lucro ha tutta la mia considerazione. Certo, mi sembra che è giusto. Dai, allora ci fermiamo ancora per una brevissima pausa e torniamo tra pochissimo. Ma che bello, siamo ritornati pronti a continuare Made in Polesine, come sempre su Diva FM, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV. Davide Stefanelli, Leandro Maggi, e adesso parliamo di questa iniziativa musicalmente a taglio di po', guarda caso. Allora, cos'è musicalmente? È un po' di parte. Chiedi dove abito. Indovinate dove abita? Taglio di Po. Quindi sì. Vabbè, musicalmente è stata una serata di solidarietà e beneficenza a sostegno delle attività organizzate dall'associazione Officine Sociali, chapeauissimo, nel centro sollievo Alzheimer di Taglio di Po. Leggo il comunicato stampa: una serata emozionante, impreziosita dall'esibizione di 4 eccellenze musicali: Coro Schola Cantorum, Coro Note del Fiume, Coro Voci del Delta e Note d'Argilla, che è un ensemble musicale di ocarine e non solo. Al termine anche un filmato con alcune toccanti foto delle attività dell'associazione. Che dire, è stata veramente, io c'ero, tra l'altro l'ho presentata io e mi sono naturalmente emozionato. Sì.
Perché? Perché è una di quelle malattie che coinvolge un sacco di persone. Penso che ognuno, se ci giriamo, abbiamo qualcuno vicino che conosciamo, se non è un parente, perlomeno un amico, che ha nella sua casa questo problema dell'Alzheimer. È un problema gigantesco. Sono intervenuti tra gli altri, oltre Marinella Mantovani, che diciamo è l'organizzatrice di queste cose, alla quale facciamo un sacco di complimenti. Certo, C'erano le 3 amministrazioni dell'isola di Ariano, Corbola, Ariano e Taglio di Po. E c'era anche il dottor Luciano Finotti, che è il responsabile del centro di salute mentale dell'UIS 5 di Adria. E ha detto qualcosa che purtroppo non fa bene alla speranza. Ha detto che purtroppo non ci sono maniere per debellare in questo momento qua questa malattia. Ha detto che forse un regime alimentare adeguato, senza grandi sforature, potrebbe aiutare sicuramente. Ecco, quindi ben vengano queste associazioni. Purtroppo è una malattia che sembrava sconosciuta fino a pochi anni fa e adesso purtroppo sta coinvolgendo veramente una percentuale altissima di popolazione, anche perché poi di rimbalzo coinvolge le famiglie. Chi ha avuto un malato di Alzheimer in casa, alla fine della corsa, quando poi il malato non c'è più, è distrutto. Distrugge anche gli altri componenti della famiglia. Ogni legame affettivo, eccetera. Vabbè. Quindi complimenti a Officine Sociali, che ricordiamo accettano nella loro associazione tutte le persone malate di Alzheimer e le seguono veramente. 3 centri: Porto Tolle, Rosolina, Taglio di Po, 4 scusa, e Ariano, e quindi se avete bisogno di mettervi in contatto, si chiama Officine Sociali ed è appunto il centro sollievo Alzheimer Taglio di Po che ha organizzato questa giornata. Bravi. Qua tanto di cappello e tanto di chapeau. Noi che la buttiamo sempre in vacca, questa volta siamo. Questo è un argomento serio. Qua non possiamo permetterci di fare gli stupidi. Di fare cose strane. Bene, ci fermiamo, tra poco torniamo. Siamo pronti a ripartire con Made in Polesine, altro titolo molto, questo ma un po' bizzarro se vogliamo, Troni e bracconieri. Cosa vuol dire? Allora, c'è un progetto che è fatto assieme al Consorzio Pescatori di Scardovari, all'Ente Parco, con la collaborazione della Polizia Provinciale e dei Carabinieri, dei Carabinieri che praticamente ingaggiano un drone che ha anche la telecamera termica per vedere quello che succede nella Sacca di Scardovari, nella Vallona, Barbamarco, eccetera, dove si pesca, perché purtroppo il problema dei bracconieri, non solo ittici ma anche e soprattutto i cacciatori, visto che è cominciata la caccia, è un problema grave e importante, e quindi hanno messo, oltre a tutti i vigilantes che ci sono, oltre appunto alla polizia provinciale, oltre alla forestale, che fanno veramente un ottimo servizio, c'è anche questo nuovo congegno. È un drone, ma comunque io l'ho visto in funzione e poi vedremo, vi farò vedere anche un paio di filmati che abbiamo ripreso. Ed è una cosa straordinaria, perché ti individua a 200 metri se c'è una barca, anche al buio, perché lo rileva con il sensore termico. Il sensore termico. Io non l'avevo mai visto, è una cosa impressionante. Vedi proprio la persona che si muove, lo puoi individuare. Se poi è giorno, lo individua a 200 metri come fosse una fotografia a 1 metro. A 1 metro, quindi ha una risoluzione veramente eccezionale. Veramente. Hanno chiesto qualcuno, ma quando è che vengono? Vengono quando vogliono loro, quindi non potete programmarvi vedi? A random. Quindi bravi, anche questa qua è una bella un'iniziativa importante, ripeto, Ente Parco, Consorzio e la collaborazione appunto della provincia e dei Carabinieri della Forestale. Bracconieri, anche qua Save the Planet, cioè più uccidiamo la fauna marittima, più uccidiamo gli uccelli migratori, e alla fine cosa lasciamo ai nostri bambini? E quindi c'ha ragione Greta. C'ha ragione sempre Greta. C'ha ragione Greta. Greta ormai è la nostra eroina. Ok, vabbè. Posso dire una cosa? Così è
un piccolo inciso, è una bazzettina se vogliamo, insomma. Lo sai, un drone è molto lento, molto 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 lento. Come lo possiamo chiamare, secondo te? Lo so, mi arredo. Pelandrone. No, ci sentiamo tra poco. non è cattivo. No, non è cattivo. Ultimo argomento di oggi, siamo pronti per ripartire per la fase conclusiva della puntata di oggi di Made in Polesine. Parliamo a questo punto di questo titolo molto strano, se vogliamo, Pompieropoli. Allora, che non ha niente a che fare con quello che pensi tu. No, con quello che magari È quello che pensi tu. Ma perché lo devo pensare io? Perché ogni volta che lo dici, ma anche tu. No, io c'ero. Tu ridacchi. Allora, sabato 21 settembre a Taglio di Po. Dal caso, proprio dal caso. In piazza 4 novembre si è tenuta la manifestazione Pompieropoli, aperta a tutti i bambini da 3 a 8 anni, organizzata dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, dalla Protezione Civile e dal Comune Taglio di Po. Per un giorno i bambini hanno avuto la possibilità di essere vigili del fuoco. È stato bello perché c'era la piazza piena, c'era i camion dei pompieri. Poi sai che una volta si diceva ai bambini: cosa vuoi fare? Voglio fare il calciatore e l'astronauta e il pompiere. Come Grisù. Da grande voglio fare il pompiere e poi incendiava tutto. Tra l'altro c'era anche proprio Grisù, il logo di Grisù. Vedi. E abbiamo visto i bambini che si sono veramente divertiti. Le scuole giustamente hanno collaborato portando appunto le classi dei più piccoli a questa manifestazione, ed è importante far capire il lavoro di chi ci dà una mano, perché i vigili del fuoco anche loro fanno parte di quegli angeli custodi che abbiamo nella nostra vita sociale, eccetera. Quindi bravi, una bella iniziativa, brava naturalmente anche il Comune Taglio di Po che ha partecipato. Penso sia una manifestazione che si fa itinerante un po' da tutte le parti d'Italia, però lì era bello perché poi tra l'altro c'erano un sacco di pompieri che erano in pensione, quindi hanno sto spirito di corpo che è forte. Però il militare alla fine hanno tutti questo spirito di corpo straordinario. Gli alpini quando fanno i raduni sono in 1 miliardo. Sì, è vero. C'è un'associazione dei bersaglieri che conosco delle persone, e saluto anche Davide Pregnolato che è uno di questi che organizzano. 80 anni, però se c'è un raduno in qualsiasi parte del Veneto lui ci va. Vabbè, quindi vero, sto spirito di corpo, pompiere, alpino, i carabinieri rimane tale tutta la vita praticamente, tutta la vita, anche una volta che viene a mancare praticamente la parte proprio diciamo, operativa quindi, però dopo anche in pensione sostanzialmente è vero. E si rimane sempre comunque all'interno del tema, ecco. Quindi bravi a tutti, come sempre i volontari. Oggi è una giornata che dedichiamo al volontariato. Bene. Ok. Bravi. Allora, bravissimi, ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. In conclusione di puntata anche oggi, però prima dei saluti, di congedarci praticamente, so che il nostro caro amico Leandro Maggi ha un'altra novità, perché lui 100 ne pensa e mille ne fa. Di cosa si tratta? Si tratta di una striscia quotidiana di 3-4 minuti che naturalmente metteremo nei social, ma probabilmente andrà nel TG di Prima Free, che si chiama Lo Sprizzotto. Lo sprizzotto? Lo sprizzotto praticamente proprio riferito allo spritz. Sì. Seduti al bar con uno spritz si parla del più del meno. Quindi ogni giorno si fa un argomento proprio anche a livello nazionale, non solo polesano. Secondo me diventerà un bel... È l'occasione anche per te, cioè ti fai lo sprizzetto tutti i giorni. E tra l'altro me lo pagano. Poi te lo pagano. Sai che io c'ho il braccino è meglio di... lo so questo. Meglio di così, va bene. Quindi sarà in onda penso dalla settimana prossima. Dalla prossima settimana. Abbiamo fatto già la prima serie, naturalmente. Adesso dobbiamo valutare con l'editore, sì, che è il signor Alessandro Brunello, che salutiamo. E poi decideremo la messa in onda, eccetera. Benissimo. Allora, dopo questa notizia news molto importante, lo sprizzotto. Lo sprizzotto è bello il titolo, però lo sprizzotto è vero? Sì, rende bene l'idea, insomma. Sì. Dai, insomma.
Ci sentiamo quindi la prossima settimana su Diva FM, Radio Colbero Vigo, Made in Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi. L'augurio di un buon fine settimana e come sempre il nostro countdown. 3, 2, 1, chapeau. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.